Daydream, anticipazione episodio 136. Jeanne e Sanem, una coppia ideale. Durante un tavolo di lavoro si parla pure del partner ideale. JJ afferma che il suo grande amore è Jeanne. Si scrivono delle liste con le proprie prerogative sulla persona ideale. Apparentemente Sanem pare non essere interessata alla cosa. Lo dichiara apertamente, ma da qui in poi dimostrerà tutto il contrario. Più tardi Emile si incontra con il fratello e lo rende partecipe che lui e la moglie stanno per entrare nel mercato della musica. Jeanne lo rassicura di essere sempre a disposizione in caso di necessità. Parlano poi di Sanem e dopo chiede al fratello se dopo un anno lo trovi più o meno selvaggio. Emile rimane sorpreso che al fratello importi cosa pensino gli altri di lui, ma Jeanne gli dice di non prenderlo in giro. Nel contempo, parlando con Leila, Sanem si congratula con lei per la nuova attività legata alla musica. Poi cerca di essere rassicurata sui cambiamenti avvenuti in lei nell'anno trascorso. Non si sente soddisfatta e ritiene di dover rinnovare un po' il suo guardaroba. Jeanne e Sanem sono un po' confusi e temono che il periodo di lontananza abbia cambiato i loro gusti. Leila ha spedito Muso JJ alla drogheria per fare riposare un po' Nihat, ma scoprono che si sta ingozzando di cioccolato. Leila racconta a Sanem dei problemi di salute del padre. Sanem allora va da Nihat e cerca di rassicurarlo, dicendogli che può contare sul suo aiuto. Mentre si trovano davanti alla drogheria, li raggiunge anche Jeanne, che augura buona guarigione a Nihat e si mette a disposizione per qualunque cosa. Non appena Jeanne se ne va, Nihat chiede preoccupata a Sanem se ci sia qualche vicino che le dà fastidio, ma lei nega. Nella stessa giornata, Leila e Mirre hanno incontrato l'ex insegnante di musica della ragazza, Ferit, e Leila ne è stata molto felice, e Mirre dal canto suo non è stato troppo felice dell'accoglienza riservata da Leila al maestro Ferit. Intanto nel giardino della fattoria Sanem indossa abiti sportivi e cerca di apparire come un atleta per soddisfare i criteri espressi da Jeanne sulla sua donna ideale. Afferma che è una scrittrice e che i muscoli sono importanti per saper utilizzare la penna. Entrambi stanno facendo di tutto per soddisfare i criteri sul partner ideale, descritto dall'altro. Infatti poco dopo i due si incontrano in giardino, bellissimi nei loro abiti eleganti, e decidono di raggiungere insieme Leila e Mirre. Nihat va alla fattoria e dopo la passeggiata si ferma con Miriban a casa di Sanem, ma non la trova. Deniz gli dice che l'amica è uscita con Jeanne. Nihat è un po' preoccupato, ma lo rassicurano. Sanem è una ragazza sana di mente che può fare tutto quello che vuole. Jeanne e Sanem incontrano i fratelli in un locale. I due vengono presentati al maestro di musica. Ferit è un ammiratore della scrittrice Sanem Edin. Dopo le presentazioni, infatti, le racconta di aver letto il suo libro in un lampo e le chiede una copia autografata. Durante la serata, Emile e Leila notano l'alchimia tra Jeanne e Sanem. I due si sfiorano, si guardano, sembrano essere tornati quelli di un tempo e stanno facendo un grande sforzo per essere quello che l'altro desidera. Il maestro Ferit a sorpresa invita Leila sul palco per cantare. Durante l'esibizione Jeanne guarda Sanem che ascolta commossa. Al termine Leila riceve molti complimenti. Poi, seguendo l'ideale di donna espresso da Jeanne, Sanem prende l'iniziativa e lo invita a ballare. I due iniziano a parlare e si dicono che sono i vicini più belli che abbiano mai visto. Poi Sanem fatica a sostenere il suo sguardo e con la scusa del mal di testa si appoggia sul suo petto. Lui sorride, le parla ma non demorde, poi le cede e al termine della musica continuano a ballare guardandosi negli occhi. Leila e Mirre li osservano a lungo da lontano, poi vanno da loro e li riportano alla realtà. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!